34 giornate tutte da vivere a partire dal 10 settembre e sino al termine della stagione regolare in programma il 5 maggio del 2024. Il Giro di Boa per i 9 gironi avverrà il 20 dicembre con l'ultima giornata del girone d'andata, poi il campionato si fermerà dal 24 al 31 dicembre per le festività natalizie. Altra sosta il 17 marzo per l'impegno della rappresentativa al torneo di Viareggio, calcio d'inizio alle ore 15 fino al 29 ottobre, quando le partite prenderanno il via alle 14:30. Dal 7 aprile, fischio d'inizio alle ore 15 fino al termine della stagione. 3 turni infrasettimanali che coinvolgeranno tutta la Serie D, il 1 novembre, il 20 dicembre e il 28 marzo, con gli ultimi 2 i consueti anticipi previsti in occasione del Natale e della Pasqua. Stiamo parlando chiaramente del nuovo girone I, dove sono impegnate ben 10 squadre siciliane, ma vediamo nello specifico il futuro percorso dell'Acregas. E subito spicca all'occhio il primo impegno del gigante in un derby tutto da vivere con i cugini del Licata. Nel campo delle probabilità era assai difficile che 2 squadre di D della stessa provincia dovessero scontrarsi subito alla prima giornata. E così domenica prossima, 10 settembre, Acregas e Licata, a partire dalle 15, si ritroveranno una di fronte all'altra allo Stadio Seneto in una sfida che promette emozioni per la grande rivalità che esiste da sempre tra i 2 blasoni calcistici della provincia. Le bizzarrie di un calendario riserva anche questo e il ritorno è programmato all'indomani dell'Epifania, di domenica 7 gennaio 2024 alle ore 14:30, cioè praticamente in meno di 4 mesi Licata ed Acregas si affronteranno sia nella gara di andata che nella gara di ritorno. Poi le strade si divideranno ed ognuno percorrerà il proprio cammino. Alla seconda il gigante farà visita al Portici, in Campania, che poi è una delle trasferte più lunghe del campionato, mentre la domenica successiva, il 24 settembre, sarà ancora derby, però stavolta con il Città di Sant'Agata. Poi seguiranno 2 sfide con altrettante avversarie calibre, il 1 ottobre a Gioia Tauro con la Gioiese e l'8 dello stesso mese in casa contro il Castrovillari. Queste le prime 6 giornate. Praticamente ci sono poi 2 derby, mentre dalla 7ª alla 12ª sono previste invece 4 sfide tutte siciliane. Il 15 ottobre al provinciale con il Trapani, il 22 sempre del mese d'ottobre in casa con il Ragusa e il 1 novembre fuori con il Canicattì. Il 12 invece ci sarà la sfida con la San Cataldese al Valentino Mazzola. Negli ultimi 5 scontri del girone d'andata, dal 26 novembre al 20 dicembre, gli altri derby. Si inizia il 26 al Tuparello contro la Cireale, mentre la domenica successiva, vale a dire il 3 dicembre, si ripropone al Seneto lo scontro con la 9 Gea Virtus, mentre il 17, sempre tra le mura amiche, con il blasonato Siracusa. Si chiuderà il girone d'andata fuori casa sul campo del San Luca.